nuovo video di Rakul 93. Oggi vi porto due prodotti che non sono ancora usciti, ma che dovrebbero uscire domani in questo modo. È vero, ognuno ci si aspetta che ci sia anche il terzo, però ci sia anche quello di là, però vabbè, hanno deciso solo per nostra sfortuna, cioè uscire solo questi due, e quindi andiamo a spacchettarli e andiamo a vedere cosa c'è per primo all'interno di quello di Obelisk. Ricordate che vi voglio ricordare che chiunque sia, tanto ecco qua il tappetino, qua vediamo come vedete qui c'è Obelisk e qui c'è il Slifer, questo tappetino. Come vedete qui ci sono dei dettagli come studiare come vedete delle strategie come fare di questo mazzo. Il tappetino anche nel lato structure sarà lo stesso, quindi andiamo avanti e andiamo a prendere guardate il rumore, ho dovuto eccolo qua, signori miei, lo structure di Obelisk, e andiamo ad aprirlo. Dovete sapere che io non sono molto bravo ad aprire gli structure. Ce l'abbiamo fatta, signori. Siamo riusciti ad aprire lo structure e andiamo a vedere cosa c'è. Come vedete qui c'è il codice e andiamo a vedere. Obelisk, il tormentatore. Incrocio di anime. Obelisk, il tormentatore, sapete tutti cosa fa, quindi non ve lo leggo. Incrocio di anime. Durante la tua main phase, immediatamente dopo che questo effetto si è risolto, evoca tramite tributo un'attività bestia.
Quando lo fai puoi offrire come tributo uno o più mostri contro il tuo avversario, anche se non li controlli, ma se evochi il modo in questo modo, tengono questo effetto. Fino alla fine del turno, dopo che questa carta si è risolta, puoi attivare solo una carta dell'effetto per turno, non contando gli effetti di mostri di divinità bestie. Andiamo avanti, pugno del Fatal. Eccola qui, la carta pugno del Fatal. Attivazione dell'effetto di questa carta non possono essere annullati. Se controlli un mostro in cui nome originale è Obelisk tormentato, annulla gli effetti di un mostro con effetto controllato dal tuo avversario, se lo fai li distrugge. E se fai quello, vabbè, diciamo che annulla gli effetti. Evoluzione divina. Andiamo avanti. Muro resisti livello. Angelo 01. Male che conoscete tutti. Spolverino dell'Arpia, anche questa conoscete tutti. Agile Momongal. Badul Mangianime. Cyber Dragon. Altri due agile Momongal. Dragon Mato Temperato. Cricetul Gigante super agile. Mandragona al branco malvagio. Due tigre fotoniche. Un salamandra branco malvagio. Tre scepolirà. Un drago smascherato. L'agile castoro. Strega condannata. Gizmac Uca, la festosa volpe della fecondità. Gizmac Makami, la veloce fortezza con zanne. Controllo della mente. Mostro suscitato. Differente capsula dimensionale. Giallo dell'avalizia. Doppia evocazione. Calice per il Beetle. Lancia per il Beetle. Abito per il Beetle. Squadra di fallimento. Tempesta avanzata dei monarchi. Richiamo del posseduto. Clona lezione. E false
professa Annegant. Questi sono altri due codici e quindi questo è il deck di Obelisk. Siamo al deck di Slife, signori. Come vedete, come vi ho già detto, il tappetino è lo stesso. Ecco qua quello di Slife. Quello di Slife è stato il più facile da prendere. Eccoci. Come vi ho detto poc'anzi, qua c'è un codice, qua c'è un codice e qua ci sono altri due. E ora andiamo a vedere gli sniper. Qui c'è il sniper, il drago del cielo. Qui c'è il croce di anime che abbiamo già incontrato in quello di Obelisk. Poi c'è attacco il forza del tuono. Poi c'è il 14 del Millennium. E poi c'è il Digital Bestial finale. Poi c'è il Tellus, l'angelo piccino. Poi c'è il spingimelma, un altro spolverino delle pie che l'abbiamo incontrato in quello di Obelisk. Qui c'è il Breaker, il guerriero magico, le bestie barbaros, volpe 9 code, spaccacielo fantasma, guardia della carta, corvo di caliginosi, tartaruga elettromagnetica, breaker scuro guerriero magico, fantasma espiatorio, Arima il sorvegliante mal. Poi ci sono 3 Arima, Duke Shade, signore della sinistra all'ombra, Iverna Clock, Spirito Treni Vishuddha, spade rivelatrici,
mostro risuscitato che abbiamo incontrato in quello degli obelisk, libero della luna, controlla l'avversario, già dell'avarizia, che anche questa l'abbiamo incontrato in quello di obelisk, avanzata dei monarchi, squadra di fallimento, che anche questa abbiamo incontrato in quel di obelisk, avanzata delle carte, il vero nome, one time passcodice, dell'oscurità, pescata del fato, forza di riflesso, cubidigia insaziabile, portiere riflessi metalli, leme del d'oro, e ritorno al fronte. Signori miei, questi sono i due structure. Poi io vi faccio rivedere slide e vi faccio rivedere slide e obelisk messi insieme. Vi faccio messi insieme slide e obelisk. Questi sono i due mostri di questi due structure. Signori miei, io non ho più nulla da dire. Io li ho presi per collezione. Se voi siete dei collezionisti come me, da collezionista io vi posso dare il consiglio di pigliarli. Se vi volete fare un deck con questi structure, è un buon, ci sono belle carte con cui creare un bel deck, anche carte che già noi duellanti conosciamo, e quindi basta, non da dirvi. Un'ultima cosa, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, mettetemi il like, commentate e iscrivetevi al mio canale ammaccando la campanella. Quindi dai Racco 90 è tutto, ci vediamo al prossimo video.